il diritto canonico prevede questo: quando si lavora per in qualche modo sostenere o comunque descrivere una causa di beatificazione come quella di Maria Cristina in corso, occorre tenere conto di tutte le fonti esistenti. Ciò significa anche il minimo ritaglio di giornale, veramente tutto è da tenersi in considerazione. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiaramente tenuto conto della stampa poeta, della stampa d'epoca, ma abbiamo cercato di avvalerci delle fonti assolutamente asseverate, nel senso tutto ciò che era fonte in qualche modo agli occhi di oggi potrebbe apparire una fonte patetica, ecco, ciò che era prettamente retorico o agiografico è stato descritto, però è stato dato il ruolo, diciamo, il ruolo aderente al tipo di funzione che poteva svolgere all'epoca, ecco. Si è sempre data un'immagine, anche in buona fede, un'immagine un po' distorta di Maria Cristina, un'immagine